Dietro le quinte. Buongiorno l'Italia. Allora, questa casa mobile che vedi indietreggiare è il Fabio. Se senti tung è perché c'era l'albero. Vediamo? No, ha schivato l'albero. Buona cosa, buona cosa. Allora, oggi è il 20, tu vedrai questo video probabilmente il prossimo anno sicuramente, e niente, stiamo iniziando ad arrivare 2-3 camper, diciamo così, per decidere cosa fare a Capodanno. Noi siamo qua a Valvasone, nell'area sosta gratuita. L'Alde con la resistenza grande non mi tiene la colonnina, salta la colonnina. E quindi intanto ho messo quella piccola che per carità si sta caldi, però vabbè. Adesso casomai per provare il forno spegnerò il riscaldamento, vabbè, ovviamente. mi stavo studiando le istruzioni. Adesso quando arriva Fabio continuiamo a studiare. No, volevo fare il video all'entrata di Fabio, ma dopo mi ero dimenticato. Però giustamente Fabio dice vabbè, sono sempre quello. No, sempre qua. Ciao Italia! Non capisco. Attiva tranquillo che posto viene qua. Allora vabbè, siamo al telefono. Casomai ti fermi sull'area scarico. Che non posso riprendere tutta la telefonata, a parte i bip continui, ma viene fuori a mezza ora, 3/4 d'ora del puntata. No, io non do sole per me. Scusami. Aspetta, buon bip, ciao. Dopo. Oh Italia, eccoci, sto provando il forno, però è nuovo, quindi spussa un po' ovviamente le prime accensioni, quindi sto facendo, guarda, modalità grill, 1, 2, un minuto diciamo, ecco, lo facciamo lavorare e niente, poi apro che esce la spussetta diciamo dei primi utilizzi. Ovviamente mi dirai, lo stai facendo andare a batteria? No, adesso sono qui appunto nell'area sosta di Valvasone, quindi sono sotto colonnina, altrimenti con il generatore. Il consumo più alto di questo fornelletto è 800 watt, quindi 0,8 kW, il generatore 2,5 kW, quindi 2500 watt, quindi andiamo tranquilli insomma. Ho scelto quella volta di mantenere il grill, funzione microonde credo non lo utilizzerò mai, però il grill più che altro anche per sporcare meno pentole, perché di solito quando riscaldavo la roba, tipo adesso devo riscaldare una pasta asciutta, era tutto un sporcar pentole. Probabilmente avrò bisogno anche di una vaschettina di vetro, un qualcosa per mettere il cibo. Io adesso non ce l'ho, utilizzo il suo piatto, quello per la doratura. Ovviamente ci sarà da lavare il piatto, perché tutti i miei piatti sono di melamina, che come forse sai alle alte temperature non va assolutamente bene. Telefono, buon dai, ci ragioniamo. La lingua del CP. Provi a. Sì, esatto. Lo so già. 893 sì, 8939 5001. Faccia da merda. Figa, che ne mia corrente per te. Posto qua. Merda che parcheggia in parte. Ecco, io sono. Oh, sono io a metà strada. Di diometri. Non sei tu, no. Ma col cavete non si carica mia. Sei una merda che il telefono, c'è un virus. Guardo troppi porno. C'è un virus. Quello che ti fa si porno, non che ti guardi. Alla mangiarti. Stato sì che c'è l'influenza, scattare addosso. Guarda, buon caffè, brindo. Pensavo che fossi io solo, avessi io quel virus. Non ti va bene, non sei contento. Tu sta per qua, sentite qua. Vedete come che te fossi che era tua. Fossi che ti hai perso la bustina dei occhi, è tua? Sì, è mia, sì. Oh Italia, abbiamo trovato anche 2 no, però vabbè, non ho fatto il video perché sai, eravamo lì in compagnia, no, prosecchino e tutto quanto, però magari domani te li presento, no? Aspetta, ti faccio vedere il loro camper. Ah no, c'è il camper di Michele che è pieno di influenza, sta facendo l'untore. Sai chi era l'untore? L'untore era colui che un tempo attaccava le malattie agli altri, no? Hai capito? E Michele è l'untore, infatti forse ha unto, cioè ha ammalato anche Fabio. Sì, non hanno fatto cose diciamo venerealmente trasmissibili, no, diciamo che sputa di qua, sputa di là, starnutisce a destra, starnutisce a sinistra, diciamo ha attaccato metà influenza a Valvasone. Vabbè dai, magari li conosceremo domani. Ah no, vanno via domani mattina? Sì, mattina, è una brutta parola mattina, sì.
E niente, ho avuto modo di testare, diciamo così, inizialmente un po' il frigo, che devo ancora fargli il video e spiegarlo bene. Intanto sto girando un po' dietro le quinte così, no? Un po' di... E il forno, ok, fantastico anche il forno. So che effettivamente se mi metto un po' nei panni degli altri, no, possono sembrare cose un po' da viziatelli, no? Un po' lussi, eccetera, però tieni conto che questo non è il mio camper, questa è la mia casa, no? Cioè, voglio immaginare che le persone normali a casa hanno un frigo grande, hanno il forno, hai capito? La doccia separata e tutte quelle cosette là. Quindi, insomma, io il mio l'ho dato, ho fatto questa avventura. Ho detto, ho vissuto questi 3 anni, diciamo, col Scarosso, dopo ho detto basta, mi sono rotti i coglioni, ho voglia di una casetta, e il mio desiderio di casetta resta sempre la tiny house, e quindi il discorso di prima, perché non metterci sotto le ruote, voglio dire, cazzo, cioè quella è. E quindi sì, sta casetta un po' più grande, ma diciamo che la grandezza è relativa, va bene, abbiamo già parlato. A me, io non è che cercavo più spazi, io cercavo solo la doccia separata e un camper, diciamo, eterno, quindi monoscocca in vetro resina, bello robusto. Poi è venuto fuori anche il discorso di mobili in legno vero, in legno massiccio. Effettivamente devo dire che, cioè, a 20 anni è come fosse nuovo, te lo garantisco, perché sai, poi usali tutti i giorni. Aspetta, perché sarà il vinello che mi fa ripetere sempre le solite cose, no? Ma ormai che ci siamo, chiudiamola. Usali tutti i giorni questa cosa, no? Lava i piatti 2 volte al giorno, ti cade la goccetta per terra, esci dalla doccia un po' bagnato, che cazzo ne so io, il legno si marcisce, hai capito, il legno, il pavimento tende a cedere, e quindi sì, insomma, per me che voglio usarlo come casa e soprattutto tenerlo anche per sempre, diciamo, secondo me sto camper, dopo si sa, nella vita, soprattutto la mia, tutto cambia in continuazione, insomma, e questo secondo me è il bello. C'è chi purtroppo dà dell'incoerente alle persone, in realtà secondo me è la linfa vitale, no? Che ti fa cambiare continuamente, ti fa scoprire cose nuove. Come anche questo vivere in camper, io lo vedrei molto limitativo, dire io starò qua per sempre, cioè io dico per ora starei qua per sempre, difatti ho cambiato camper, cioè, voglio dire, ne ho investiti di soldini proprio perché per il momento sto a convinzione. Fra 5 anni, 10 anni, 20 anni, 30 anni, non lo so, può essere che cambio idea, perché io per il momento ho detto, ma secondo me quando sarò vecchio avrò ancora il camper, magari mi farò un'area sosta privata, cioè della serie corrente e acqua, per capirci, no? Però vedi, prefissarsi già il futuro è una grandissima mazzata nei coglioni. Adesso, con tutto rispetto per i tu che si sono sposati, ma insomma siamo lì, voglio dire. E quindi io vivo in questo apertissimo quotidiano divorzio da ogni tipo di legame e si vive veramente bene, fidati. No, aspetta un attimo, ma com'è che siamo arrivati da sto discorso? Cioè, da cos'ero partito, CP? Porco cane, perché mi annusi le scarpe con quella faccia schifata? Guarda che sono pulite e asciutte, porca troia. E no, cosa stavo dicendo? No, niente, vabbè, dei ragazzi qua che abbiamo trovato, che forse domani, se mi ricordo, vedremo, e del frighetto e del fornetto nuovo, che sono abbastanza contento, sì. Cioè abbastanza, sono molto contento, esatto, sì, insomma, ecco. L'unica cosa che forse non sono tanto contento, come già ti dicevo, no, probabilmente c'è il galleggiante sballato, spero, nel bombolone, perché non mi dura un cazzo. E è vero anche che ciuccia, sto camper mi consuma quasi il triplo rispetto a Scarosso di gas. Qua arriviamo tipo a 3 euro al giorno, e 3 euro al giorno, se vai a fare un piano ti stanno 15 euro, cioè fai un po' i conti, io sono di continuo al distributore, no, hai capito? E vabbè, dai, adesso vedremo su un giorno, quando avrò soldi da buttare, cambiare bombolone, ovviamente con uno più grande, molto più grande, se no resta lì quello che c'è. Ah, abbiamo deciso dove andare a Capodanno? No, ancora no, perché tra il Michele che era influenzato, perché Michele, no, da bravo veneziano, no, cioè per dire tipo una frase di 20 parole ci impiega tipo 3 ore, perché sai che c'era anche quella vignetta che girava su Facebook, no, cioè proprio per farti capire come funziona qui da noi, che c'era il dizionario di Veneto, no, sto volume enorme, e poi c'era il dizionario di Veneto senza bestemmie, hai capito? E quindi bene o male, insomma, la giornata è andata così. Vero CP? Sì, niente, il CP dice che la devo portare fuori, quindi ci vediamo domani.
Beh, giusto per raccontare un po' i cassi miei, allora, beh, qua sono andati tutti a letto. Oh, sono l'unico teenager qua in mezzo a sta manica e singani, va bene, dai. Allora, no, mi ributto a letto, mi continuo il mio bellissimo libro che mi aveva regalato il tu, si vede? Sì, si vede, perché controllo il telefonino se si vede. E me l'aveva regalato assieme a tanti altri di Krishnamurti, che è uno dei miei pensatori preferiti. Me l'aveva regalato i tu, quelli che avevano il camper, che all'interno era tutto militare e che poi all'ultimo raduno si sono presentati, cioè sono arrivati, sì, avevano la... Aspetta perché mi prevengo sempre, no, le parole e le frasi che possono suonare antipatiche, no? Comunque quelli che sono arrivati con la Panda camperizzata 4x4. Questo libro è molto interessante come tutti i testi di Krishnamurti, sostanzialmente ti spiega, iniziando un po' in una sorta di prefazione, la necessità che ha non tanto l'essere umano ma la mente dell'essere umano di trovare una sicurezza, ossia una religione, un qualcosa che lo faccia sentire al sicuro di fronte allo sconosciuto. Successivamente, beh, poi come tutti i testi di Krishnamurti si parla del silenzio della mente, ossia quella sua non tanto ossessione, non tanto il tarlo, ma quel suo punto cruciale di tutti gli insegnamenti, di tutti i discorsi, che è il zittire la mente, ossia il scollegare il cervello dal corpo per poter percepire altri aspetti, diciamo, della realtà. Sì, so che può sembrare una cosa impossibile, so che può sembrare anche una cosa un po' da psicopatici, un po' da frichettoni. In realtà, certo è che se ci provi, più tu ci provi, no, a non creare pensieri, e più crei l'effetto opposto. Sono testi anche abbastanza impegnativi. Diciamo non è tanto un testo da comprendere, ma è un testo da far entrare e pertanto da azionare quella tua immedesimazione, no, che hai con ciò che sta spiegando l'autore. E il che comunque richiede una sorta di energia intellettuale, quindi insomma uno sforzo, no, fisico, perché insomma alla fine il cervello è comunque un muscolo, no? E quindi tutto questo per dire che, so che è brutto da dire, so che è antipatico, non odiatemene agli estimatori di Krishnamurti, ma mi è ottimo per conciliare il sonno, quello senz'altro. Ti metti una luce magari un po' fiocca, calda, le pagine di un libro, per di più guarda ancora quella bellissima carta stampata che non è quel bianco, no, col nero lucido, il presente, no, quelle pagine lucide, no, questa bellissima carta opaca e sul giallino, e niente, tu comunque inconsciamente fai lavorare anche il cervello e lì dopo qualche pagina insomma dici vai, ora di dormire. Diverso è, sì, beh, ti salto da un discorso all'altro, però è una cosa insomma che può interessare molti. Diverso è quando utilizzi lo smartphone, perché lo smartphone o comunque i dispositivi elettronici, no, nel display hanno ovviamente delle luci. Cioè, perché tu vedi il display? Perché ci sono delle luci, ci sono tantissime micro lucine, no? Queste luci in quanto tali vengono interpretate dal cervello, in particolar modo dall'ipotalamo, che io chiamo ippopotamo, come è giorno, è ora di svegliarsi, quindi il cervello mette in moto tutti quei meccanismi di veglia che appunto sta a significare che ti toglie il sonno, no? Tu prova a fare questo esperimento, cioè almeno io che l'ho provato su di me, perché a me, come il buon Gandhi, io adoro, no, fare gli esperimenti su di me, sia per quanto riguarda l'alimentazione, che per carità seguo un'alimentazione sbagliatissima, perché io adoro caramelle, bibite cassate, cazzate del genere, ma non dilunghiamo su questo, che come su tante altre cose, e tra le tante cose c'era il discorso di questo sonno, no? Di questa levettina dello stato di veglia e sonno, no? Che è l'ippopotamo. e tu prova, cioè io ho provato, effettivamente io con lo smartphone vado avanti ore e ore, non tanto perché magari ci sono cose interessanti, perché con tutto il rispetto insomma per chi scrive gli articoli o per certi post su Facebook eccetera eccetera, compresi i miei, ovviamente sai, su internet la maggior parte delle cose sono veramente stronzate, quindi cose di bassissimo livello e veramente di scarso interesse, però lì ci passi le ore. Tu prova a leggerti un libro, per carità, dopo
sono dettagli, no? Sono la ciliegina sulla torta, il merlettino, però come ti dicevo anche con la lucetta calda, non troppo forte e le pagine giuste, del colore giusto, e là veramente arrivi 2 o 3 pagine e proprio ti senti sto per addormentarmi, spegni la lucetta e paf. Eccolo.